Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene. L'attenzione della comunità alla sostenibilità, alla pulizia dell'ambiente è sempre più alta e eventi come questo dimostrano l'interesse della comunità a sostenere questo concetto. Sì, e soprattutto mi piace sottolineare che non lo fanno a parole queste persone, questi cittadini, bravi cittadini, volontari, insomma la gran parte appartengono alle associazioni, alle Proloco e varie associazioni di Valdobbiadene, ci tengono all'ambiente, alla cura del comune, delle vie, delle strade, e lo fanno in maniera attiva e pratica. Oggi è un'occasione per trovarci qui tutti assieme, tante persone, non solo in piazza Marconi ma anche nelle frazioni. Rendere sempre più bella la nostra città, questi cittadini ce l'hanno ogni giorno, quindi davvero li ringrazio per il gesto che hanno fatto, e l'augurio è che le persone che transiteranno lungo le strade vedendo queste brave persone con i gilet gialli a raccogliere i rifiuti, insomma, riflettano e pensano che non sarebbe necessario raccoglierli se non venissero gettati da persone maleducate. Quindi grazie davvero, buona giornata a tutti, che sia una bella festa nel segno del voler bene al proprio paese e alla propria comunità. Con Alessandro Tonella, presidente della Proloco di Valdobbiadene, Ecofatto, la giornata ecologica per la raccolta dei rifiuti, la pulizia del territorio. Come è nata questa iniziativa? Allora, questa prima edizione, che sarà l'edizione 0, prima di quelle che saranno poi organizzate nella primavera degli anni futuri, quindi dal 2020 inizieremo a fare delle manifestazioni in tutto il comune, in tutte le frazioni. Le associazioni di Valdobbiadene non sono solamente degli organizzatori di eventi e di feste, ma anche di queste giornate che possono sensibilizzare tutta la cittadinanza a partecipare a raccogliere i rifiuti urbani e anche a fare in modo che bambini e famiglie possano partecipare per creare qualcosa di bello, per riuscire a raccogliere più rifiuti possibili e per fare in modo che anche già i bambini imparino a non buttare carte per terra e immondizie per terra. Saranno poi raccolti anche i mozziconi di sigarette per fare in modo che tutte le persone buttino più i mozziconi per terra, perché è fondamentale cercare di mantenere il decoro urbano, volendo bene alla nostra Valdobbiadene e a tutte le frazioni di Valdobbiadene. Da questa vocazione al riciclo e alla sostenibilità, anche un'iniziativa aperta alla comunità. Esatto, questa iniziativa di Ecofatto l'abbiamo fatta insieme alla Proloco di Valdobbiadene, che ha sostenuto fortemente il progetto, e abbiamo deciso di fare una giornata di sensibilizzazione per far capire ai cittadini che quello che troviamo per terra non dobbiamo indignarci di trovare dei rifiuti per terra e guardarli un attimo con disprezzo, ma se facciamo un gesto in più, che è quello anche di raccoglierli, facciamo la differenza.